Grazie all'impegno della Regione Veneto si può cominciare a pensare all'ampliamento dell'ospedale all'Angelo di Mestre realizzando una nuova struttura, l'Angelino. A seguito delle funzioni che saranno trasferite nella nuova struttura si libereranno spazi che consentiranno una migliore organizzazione anche dell'ospedale all'Angelo. Un riconoscimento alla centralità dell'ospedale di Mestre definisce questa opportunità il direttore generale Edgardo Contato. Ampliandolo si dà il giusto riscontro alle professionalità che costituiscono l'asse portante dell'ospedale all'Angelo. La ricollocazione di alcuni servizi nella nuova struttura consentirà agli spazi rimasti liberi di essere ampliati e destinati a diverse funzioni, quali l'accoglienza di nuovi letti per i reparti di oncologia, endocrinologia, l'allargamento dei posti letto in area chirurgica, quali il dotare il pronto soccorso di ulteriori spazi aggiuntivi anche in terapia intensiva, creare aree di espansione per alcuni servizi di diagnosi e cura che richiederanno anche un adeguamento tecnologico e strutturale, creare spazi per l'allestimento di una nuova sala chirurgica. Il piano -1 dell'Angelo potrà quindi assumere un ruolo sempre più importante come area operativa per le urgenze e emergenze anche di carattere interventistico. Da qualche mese abbiamo in farmacia delle nuove linee di profumi di nicchia, tra cui la più famosa Giardini di Toscana. Quel pomeriggio potrebbe essere proprio l'occasione per venirli a provare e vi aiuterò a scegliere il vostro profumo. Ma è il profumo che si sente appena si entra? Assolutamente sì, quindi ci sono tantissime profumazioni per tutti i gusti. Alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni a Chioggia le nuove fragranze di Giardini di Toscana, aromi inebrianti per regalare una sensazione indimenticabile.